Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Pillole di economia. Sigla! Tempo fa ho realizzato un video sulle obbligazioni che andrebbe visto prima di questo video, quindi lo trovate qui in alto a destra. Oggi invece parliamo di azioni e sarà un video molto tecnico, quindi mi scuso se il linguaggio non sarà proprio basilare, però ci sono alcune cose che vanno dette in maniera corretta. Se le semplificassi troppo sarebbero sbagliate. Le azioni infatti sono uno degli strumenti principali che una persona che si approccia al mercato finanziario finisce per comprare. E la premessa è che esistono svariati tipi di azioni. Noi però oggi parleremo delle azioni ordinarie. Magari arriveranno altri video su altri tipi di azioni. Un altro video che può essere molto utile per capire questo video è quello sulle società, ve lo lascio sempre qui in alto a destra. Tra le tipologie di società ci sono le società di capitali. Le principali società di capitali sono società per azioni e arriviamo al punto del video. Ora, quando si parla di azioni, si parla nello specifico di questo tipo di società. Una società per azione nasce da un contratto che viene stipulato tra più persone. Queste persone poi vengono chiamate azionisti. In presenza di un notaio, queste persone si mettono d'accordo, rispettando alcune condizioni, e stipulano un atto pubblico che dà vita alla società per azioni. Uno dei requisiti è avere un capitale sociale minimo di 50.000 euro. Questo significa che possono essere 50.000 o più, posso anche mettercene 1.000.000. E badate bene che questi non devono essere per forza euro liquidi, non deve essere denaro, può essere anche un conferimento di un bene che vale un tot di soldi. Prendiamo il caso della nostra solita azienda di grissini, io e il mio socio ci mettiamo d'accordo, decidiamo capitale sociale 50.000 euro, così stiamo stretti e via. Prendiamo il nostro classico caso di grissini. Io e un mio compagno di università vogliamo fondare la nostra azienda di grissini senza glutine. Quindi decidiamo quanto dovrà essere il nostro capitale sociale, decidiamo 50.000 euro perché siamo abbastanza poveri. A questo punto però bisogna decidere chi conferisce quanto nell'azienda, quindi il capitale sociale come viene spartito. Se lui dà 25.000 euro di soldi e io do un macchinario che vale 25.000 euro, saremo 50-50. Questa cosa può essere ripartita in qualsiasi percentuale, ad esempio se io do tutti e 50.000 euro diventa 100% mia la società, se lui confluisce un macchinario che vale 50.000 euro allo stesso modo è tutta sua la società, 25-75, tutte le percentuali sono possibili. Bene, introdurre questo concetto di capitale sociale è fondamentale per capire che cos'è un'azione. Le azioni non sono nient'altro che una minima parte, una frazione del capitale sociale. Ad esempio l'azienda di grissini che abbiamo appena citato ha capitale sociale di 50.000 euro. Decidiamo che ogni azione vale 5 euro, quindi ci saranno 10.000 azioni. Io che ho dato 25.000 euro che fanno parte di questo capitale sociale, significa che ho 5.000 delle azioni, perché ho il 50% della società. Questo significa indirettamente che chiunque compri 5 euro di azione della mia società possiede una piccola parte della mia società. Le azioni si chiamano anche quote di partecipazione della società, per ovvi motivi. E possedere queste azioni ti dà alcuni diritti. In primis ci sono i diritti patrimoniali, ovvero quelli economici. In particolare uno di questi diritti economici è il diritto ad avere un dividendo. Ogni anno le aziende hanno utili o perdite. Questi utili possono decidere di distribuirli tra gli azionisti. La distribuzione di questi utili si chiama dividendo, appunto. Ed essendo io in parte proprietario dell'azienda perché possiedo delle azioni, ho diritto a ricevere questi utili se vengono distribuiti. Tornando all'esempio di prima, se io con la mia azienda di grissini vado molto bene il primo anno e faccio 1.000 euro di utili, io possiedo il 50% dell'azienda, quindi il 50% delle azioni, e ho diritto a metà di questi utili se decido di redistribuirli tutti. Quindi mi vengono in tasca 500 euro. Un altro dei diritti patrimoniali è il diritto alla quota di liquidazione. In pratica, se io un domani mi stufo della mia azienda di grissini e voglio chiuderla, nel momento in cui ho pagato tutti i miei debiti, se è avanzato qualcosa, gli azionisti hanno diritto ad avere una parte di quelle cose rimaste. Perciò io stesso, che ho il 50% delle azioni, avrò il diritto al 50% delle rimanenze della mia azienda.
Oltre ai diritti patrimoniali esistono anche diritti amministrativi, tra i quali c'è anche il diritto di voto nelle assemblee. Nel caso in cui venga convocata l'assemblea degli azionisti, io, che possiedo una parte delle azioni di quella società, ho diritto ad un voto. In particolare ho un voto per ogni azione che possiedo. Quindi se io sono un piccolo azionista, la mia capacità di influenzare l'assemblea sarà bassissima. Se io invece possiedo il 30-40% dell'azienda, è molto probabile che gli equilibri si spostino in base al mio voto. Ci sono altri diritti che sono misti, a metà tra diritti patrimoniali e diritti amministrativi, ma di questo probabilmente parleremo in un prossimo video se vi interessa. Fatemelo sapere nei commenti. Giusto per citarne due, ci sono diritto d'opzione, molto interessante, e diritto di recesso. Fatemi sapere. Bene, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina, ma soprattutto tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a vederli.